Iniziamo oggi con il coraggio, Andreia, quindi il valore di non essere invincibili. Immaginate di essere nel pieno dell'Iliade, polvere, urla, bronzo che stride. La scena è rapida, è tagliata come un montaggio, prima la corsa, poi lo stop improvviso e poi la scelta. Ettore è davanti alle mura di Troia e capisce che Achille ormai gli è addosso. Omero lo mostra senza retorica. Ettore gira attorno alla città come chi cerca un varco, un appiglio, un'ultima possibilità, anche proprio di rimandare l'inevitabile. E poi succede qualcosa che in fondo è anche l'essenza del coraggio. Si ferma, ma non perché sia sicuro di vincere, ma perché non vuole più fuggire. Ecco, è uno dei momenti più umani dell'epica, almeno secondo il mio punto di vista. L'eroe non è una statua, è qualcuno che esita, che ha paura, che comunque decide. Ed è qui che l'Iliade fa una cosa sorprendente. L'Iliade non celebra l'invulnerabilità, ma in qualche modo ci fa capire e ci mostra che il coraggio esiste proprio perché esiste la paura. Non è a caso che nel cuore del poema ci sia una parola che torna come una sorta di ferita, dacrua, le lacrime. E questo è un punto che Matteo Nucci ha raccontato in modo memorabile in uno dei suoi libri dal titolo Le lacrime degli eroi. Gli eroi omerici non sono macchine da guerra, ma sono esseri umani, esposti, fragili, pieni di emozioni e sono capaci di piangere senza vergognarsene. Quindi quelle lacrime non li rendono meno eroici, anzi li rendono veri. E se questa idea oggi ci colpisce così tanto, forse è perché ci ricorda una cosa che spesso noi tendiamo a dimenticare. E che cos'è? Che il coraggio non è assenza di emozione, anzi è attraversamento dell'emozione stessa. Omero infatti mette in scena più volte il coraggio proprio come una scelta tragica. Ad esempio, Achille sa che tornare a combattere significherà avvicinarsi alla propria morte e non è un dettaglio, è la struttura stessa del suo destino. Quando quindi rientra nella guerra dopo la morte di Patroclo, non è un supereroe che ritorna, ma è un uomo che accetta un destino e un prezzo da pagare. La gloria è straordinaria, è splendida, ma breve. E il coraggio qui è lucidità. Cioè si agisce sapendo, essendo consapevoli. Allora arriva la parola greca che ci interessa, Andreia. Cosa vuol dire? Spesso noi la traduciamo con coraggio, però vale la pena sentirne l'ossatura. In particolar modo deriva da anerandros, che vuol dire uomo. Indica proprio letteralmente quindi la qualità dell'uomo in quanto adulto responsabile, capace di stare a rischio. Ma attenzione, non si tratta di arroganza virile. Nel greco classico Andreia è una virtù etica prima che fisica. È proprio la capacità di reggere il pericolo senza perdere la testa e senza perdere il senso, proprio il senso della misura. È una tenuta, è fermezza, è resistenza interiore. L'uomo Andreios, quindi il coraggioso, non è quello che non prova paura, ma è quello che la prova, però non si lascia comandare da essa quando è in gioco qualcosa che merita. Quindi, in altre parole, l'Andreia non elimina la fragilità, ma la governa. Per questo io direi che Ettore sia un esempio perfetto. È coraggioso non perché vince, ma perché sceglie di non mentire a se stesso. E qui torna utile lo scrittore Nucci. In Omero, infatti, il punto non è essere eroi invincibili, ma essere degli uomini capaci di reggere la condizione umana, che effettivamente è sempre esposta. Gli eroi piangono, si spezzano, sbagliano, implorano, chiedono pietà, addirittura tremano in alcuni punti, eppure quando arriva il momento fanno un gesto che li definisce. Se dall'epica passiamo alla tragedia, il coraggio diventa ancora più netto. Eppure quando arriva il momento fanno un gesto che li definisce. Se dall'epica poi passiamo alla tragedia, il coraggio diventa ancora più netto. Pensiamo ad Antigone, ad esempio. Non ha forza, non ha eserciti, non ha potere, però compie un atto che la distruggerà. Ed è una forma di coraggio che non ha nulla di militare, è coraggio morale, è la stessa logica dell'Andreia, cioè stare dove è più difficile stare.
sostenere una scelta che non porta vantaggio, però porta significato. La tragedia greca insiste proprio su questo perché, a differenza di molte narrazioni moderne, non confonde il coraggio con l'efficacia. Ed è proprio qui che in qualche modo l'Andreia diventa attuale. Oggi infatti siamo abituati a un'immagine del coraggio come una performance. Il gesto eclatante, la frase perfetta, l'atto che diventa subito visibile e condivisibile molto spesso. Però il coraggio che serve davvero in realtà è quello che non fa notizia, che non fa rumore. È proprio la resistenza quotidiana, è la fatica di non reagire con violenza, è anche la capacità di assumersi una responsabilità quando nessuno applaude. È restare fedeli a qualcosa quando cambia il vento. La letteratura contemporanea, quella più vicina a noi, anche quella più autorevole forse, ha insistito proprio in questo. Per esempio Camus, lo scrittore francese, ci racconta che il coraggio non è eroismo, ma è ostinazione nel fare ciò che si deve fare, senza illusioni. Pensiamo a Primo Levi. Per lui il coraggio è mantenere un nucleo di dignità anche quando tutto spinge a perderlo. Non sono eroi invincibili, non parliamo di eroi invincibili, sono esseri umani che non si lasciano cancellare. E qui possiamo tornare al nostro presente in modo molto concreto. Contro che cosa dobbiamo combattere oggi per essere coraggiosi? Facciamoci questa domanda. Non solo contro il pericolo fisico, spesso si tratta di semplificare, di andare contro la fretta, contro l'ansia di apparire sempre forti e sempre perfetti, contro l'idea che la vulnerabilità sia una colpa. Per questo l'Andreia resta una parola necessaria, perché non promette invincibilità ma consistenza. Non chiede di essere superumani, ma chiede di essere presenti. Non ci dice non abbiate paura, ma ci dice non lasciate che la paura scelga il posto vostro. Ecco perché l'Iliade continua a parlarci, proprio perché mostra eroi che sanno di poter perdere eppure agiscono comunque, non per gloria astratta, ma per fedeltà a ciò che riconoscono proprio come giusto. E forse, se c'è una definizione breve e anche moderna dell'Andreia, è proprio questa: il coraggio come scelta di non fuggire da noi stessi quando conta davvero. Grazie e al prossimo episodio.